Il MISAC, Movimento Nazionale, sostiene il decreto legge 236-2022, un disegno di legge che mira all'internalizzazione della funzione di assistenza all'autonomia e comunicazione nei ruoli dello Stato presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito e successiva stabilizzazione di quei professionisti che a vario titolo e con diverse denominazioni svolgono la detta funzione. Il MISAC ha indetto un flash mob nazionale che è partito all'unisono in tutte le regioni italiane per dare forza e sostegno all'avvio dell'iter parlamentare avvenuto ieri 28 febbraio alle ore 15:30 in discussione in Senato nelle commissioni 7 e 10, lavoro e scuola. Il MISAC è un movimento civico apartitico asindacale costituito da famiglie, associazioni di famiglie e assistenti di carattere nazionale radicato in territorio nazionale che si è costituito avendo un unico e solo obiettivo, cioè quello di supportare il disegno di legge sopracitato. Anche ad Agrigento si è svolto il flash mob presso la Villa Bonfiglio. Siamo qui al Flash Mob, gruppo di Agrigento, per sostenere il DDL 236-2022 che oggi verrà discusso in Parlamento. Allora, sostiene la stabilizzazione degli assistenti all'autonomia e comunicazione che ritornano nella loro casa al MIUR per garantire il diritto allo studio agli studenti, sistemare i lavoratori precari e avere finalmente una situazione stabile lavorativa.